Ho messo questo quadro su Facebook qualche tempo fa, forse vi sarete chiesti a che cosa si riferissero le corna, insomma, che caratterizzano questo volto. Forse avete pensato a una figura demoniaca, ma assolutamente non è questo, diciamo, il tema. Bensì si tratta di un autoritratto, anche se certamente un autoritratto non molto convenzionale, infatti diciamo è una variazione così fantasiosa sul mio volto. In sostanza quelle corna appunto non si riferiscono a figure demoniache, bensì alla figura del satiro, che è un personaggio, una figura mitica, insomma, della mitologia greca che mi interessa molto. E nello specifico questo quadro si intitola Autoritratto come satiro di Rubens, perché appunto Rubens, che è un pittore che amo molto, fece un dipinto dove ci sono due satiri, uno dei quali in primissimo piano è come se fosse come se fosse un ritratto in teoria di un satiro, e poi c'era un altro alle spalle. Io ho, diciamo, modellato la mia immagine su quella di questo satiro di Rubens, che ha questa espressione interessante che ci riporta al cosiddetto sorriso sardonico, cioè questo tipo di sorriso che mi intriga, diciamo così, molto, e che tra l'altro ho riportato in altri miei ritratti, in altri miei autoritratti. In questo caso ho voluto, diciamo, rappresentarmi come un satiro, perché mi interessa l'idea per cui il satiro l'idea nietzschiana, insomma, di questo filosofo che amo molto, che è appunto Nietzsche, l'idea del satiro come figura sapienziale, quindi come una figura, diciamo così, di sapiente, come simbolo della sapienza della natura. D'altra parte però ciò che mi affascina è il fatto che si tratta comunque di una figura controversa, cioè da un lato appunto rappresenta la sapienza della natura, una sapienza, diciamo, insondabile, d'altra parte, proprio perché partecipa della natura il satiro in maniera, per così dire, totalizzante, c'è in lui anche, c'è in questa figura anche tutto quel mondo di emozioni estreme, di istinti estremi che appunto caratterizza la natura, in particolare gli animali, perché appunto il satiro sostanzialmente è una figura in parte caprina, in parte bovina, anche in parte umana. Quindi da un lato nella mitologia greca il satiro, in particolare Sileno e Pan, insomma, sono coloro che hanno inventato la musica, quindi appunto c'è dei simboli di civilizzazione. In un certo senso il satiro è il primo artista, secondo la mitologia greca, cioè la prima creatura che si diede all'arte, ma d'altra parte rimane sempre un mezzo animale, quindi sempre teso all'aggressività, o comunque, ecco, a esprimere i suoi istinti primordiali esattamente come fanno gli animali.